Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Big match della 17ª giornata di Serie B-Win in scena allo stadio Braglia di Modena, dove il Sassuolo Rivelazione ospita il Padova di mister Dal Canto. Terza contro quinta, la miglior difesa, quella degli uomini di Pea, contro il terzo miglior attacco. I padroni di casa arrivano da 10 risultati utili consecutivi, il Padova invece dallo stop casalingo contro il Grosseto. Prima del fischio d'inizio un minuto di silenzio in ricordo delle vittime di Messina. Arbitra il match il signor Ciampi di Roma. È il Sassuolo a cercare la prima conclusione verso la porta avversaria del minuto 5. Ci prova Marchi, poi il pallone a Bianchi, si supera Perin. Nel replay abbiamo l'occasione di rivedere la conclusione di Bianchi e la bella risposta del portiere classe 92. 2 occasioni consecutive per il Padova e per Allenius. Prima fa tutto da solo e sbaglia, tu per tu con Pomini. Poi è il portiere del Sassuolo a superarsi ancora sul destro del giocatore classe 89 in prestito dal Genoa. Lo svedese è partito molto bene in questo match, trovando occasioni come questa, davvero bella. La sua conclusione di destro poi è calato decisamente alla distanza. C'è poi la conclusione di Marcolini, minuto 45, succede davvero poco nel primo tempo, fa muro in questa circostanza Piccioni. Pochissimo Sassuolo nel primo tempo, ci ha provato in 3 occasioni il Padova, che continua a cercare il vantaggio anche nella ripresa. Minuto 3, calcio di punizione di Italiano, c'è il colpo di testa fuori di Ruopolo. Minuto 5, Marcolini per Ruopolo, non riesce però in questa circostanza ad approfittare dell'occasione. Minuto 7, decisivo per la partita, la conclusione di destro di Osuji, nigeriano classe 90. L'assist è di Marcolini. Primo gol in questo campionato per il nigeriano di proprietà del Milan, che fa secco Pomini per il gol dell'1-0. Minuto 28, ancora Padova che ha dominato la parte iniziale del secondo tempo. Ci prova questa volta Legati con il tiro a giro di sinistro, finisce però altissimo. Il Sassuolo è tutto in questa conclusione di Coffi. Perin blocca però senza problemi sul ghanese classe 91. Ancora Sassuolo, ci prova Boaci con il doppio dribbling sulla sinistra. Arriva il cross, c'è la rovesciata di Bruno dopo che il colpo di testa di Kofi l'aveva liberato in mezzo all'area. Minuto 45, c'è un fallo su Sansone. Ci sono le conseguenti proteste, soprattutto di Marzoratti, che riceve il giallo e poi subito il rosso per eccessive proteste. Quindi il Sassuolo sotto di un gol e di un uomo. L'ultima occasione della partita è di Caccia sull'errore di Pomini. Finisce 1-0 per il Padova, che interrompe la striscia di 10 risultati utili consecutivi del Sassuolo. Oggi davvero deludente. Gli ospiti si portano così a 31 punti e continuano la rincorsa ai primi 2 posti di Serie B-Win. MVP Osuji, autore del gol partita.